Bella a tutti ragazzi, bene, un nuovo video del mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video parleremo di un argomento, che in Italia si parlava molto, soprattutto tutt'oggi. Cioè, perché non nascono più talenti in Italia? Perché non ne nascono più? In Italia, anche tutt'oggi nelle scuole calcio, quando vanno a fare la selezione, perché dovete sapere, nelle scuole calcio dividono una categoria, per esempio 2011, 12, 13 e 14, prima squadra, seconda squadra, terza squadra e quarta squadra, va bene? Oppure per esempio, che non ne so, la squadra si chiama Pinco Pallino e esiste la Pinco Pallino russa che è la prima squadra, la Pinco Pallino blu che è la terza squadra, la seconda squadra che si chiama Pinco Pallino azzurro, dove in base per esempio al colore, oppure in base anche al colore, oppure ad altri fattori, ci stanno le prime squadre, seconde squadre e terze squadre, dove ci stanno nella prima squadra i giocatori più forti, nella seconda i giocatori medio forti, e nella terza squadra dove stanno i giocatori più scarsi. Nelle terze squadre, soprattutto, ci possono essere i giocatori forti, ok? E non i giocatori forti solo fisicamente, dove le scuole calcio vanno a vedere solo questo. Chi è forte fisicamente, prima squadra. Chi è esile, a fare la terza squadra, ok? No così, ok? Non bisogna fare questo. Per esempio, no? Chi è nella terza squadra ed è esile può essere per esempio un'ala, ok? Un'ala destra può essere un'ala da 10 gol e 10 assist, poi ci può essere l'attaccante che può essere l'attaccante da 20 gol a stagione, però tu non lo sai perché stai ancora nella mentalità chiusa di andare a prendere giocatori di stanza fisica grossa rispetto ad un'altra e non a riconoscere il vero talento che c'è in un giocatore. Ok? In Italia al momento non vediamo più talenti in nazionale come c'era all'epoca di Maldini, per esempio l'altro nome del Piro, esempio uno recente Immobile, poi per un altro nome per esempio è quello di Cannaro, Dido, Buffon, ce ne sono i nomi, non ne nascono più di quelli perché tu ne nascono 10.000 al giorno, però se tu scuola calcio non sai riconoscere il vero talento eh, rispetto ad un altro, ci sta un motivo e per esempio io non mi reputo giocatore di talento, ok? Non sono un giocatore di talento rispetto a un altro, però io ho il giusto talento per andare a fare un provino con una squadra di Serie A. Questo non mi reputo chissà chi, ma è giusto, non mi reputo così tanto talentuoso. Per esempio, no? Tutt'oggi i futuri della nazionale chi sono? Cioè, sono pochi tutt'oggi, ok? E in Italia cioè, tutt'oggi le squadre italiane non le sfruttiamo, va bene? Per esempio, se sono nel Napoli come Ambrosino, Vergara,
nonostante che Antonio Conte li stia sfruttando al massimo, secondo me, ma anche altri. Adesso non mi ricordo i nomi, però ci stanno, ad esempio nell'Inter, come ci possono stare nell'Inter, ci possono stare nella Roma, nel Parma, ehm, nel Genoa, nel Torino, ce ne sono, in tutte le squadre. Però il problema è che nessuno o li sfrutta poco o ne sfrutta proprio. Che si sia fatto? Vabbè, bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!